Il significato di Casa Sardegna è proprio, sta nella parola stessa, di casa. Abbiamo voluto trasportare un pezzo della nostra isola, e quando dico un pezzo della nostra isola non solo fotografia ma le persone in carne e ossa, su quello che sanno fare con i loro prodotti, con le loro capacità, con la loro professionalità, con la loro arte, per poterle rappresentare qui in terra di Giappone e presentare la regione Sardegna come se fossimo a casa nostra. Per la Regione Sardegna è un buon momento, ci saranno incontri con le imprese e ci sarà l'esportazione di quello che la Regione Sardegna, con un'attenzione molto spiccata rispetto all'innovazione, sta facendo. Ci sarà la presentazione della candidatura Einstein Telescope e delle grandi infrastrutture per la ricerca. Insomma, la Sardegna è un paese complesso. Sì, tra popoli, tra culture insulari è forte la tentazione di tracciare parallelismi. Stasera abbiamo ascoltato Tenores di Bitti, una musica che penso che abbia scosso molto nel profondo gli ascoltatori giapponesi. Certe radici del canto popolare sono davvero ramificate e si diffondono davvero molto davvero dovunque nel mondo. Credo che sia stato un grande successo.